Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. Anticipiamo la nostra prima edizione consueta con un'edizione straordinaria per raccontarvi le ore drammatiche vissute, serate e soprattutto nottata nella zona del Vicentino, colpita, flagellata, potremmo dire così, dal maltempo, la zona soprattutto dell'Ovest Vicentino tra Valdagno, e queste sono le immagini simbolo di queste ore, Valdagno, Trissino, Arzignano, Recoaro Terme, alluvione, frane, smottamenti, grandinate, ma soprattutto l'acqua che ha creato tantissimi problemi. E dicevamo, questa è l'immagine simbolo purtroppo di queste ore, di questo dramma, con a Valdagno, situazione più difficile ovviamente, con questa strada, la strada della zona di Ponte dei Nori, che è crollata, collassata sotto la piena del torrente Agno, e purtroppo si trovavano in quel momento sulla strada collassata un'auto con padre e figlio, due uomini, un'auto che è stata letteralmente inghiottita dalla voragine, entrambi dispersi. Continuano le ricerche in queste ore da parte dei Vigili del Fuoco anche con i droni. Purtroppo, notizia di poco fa è che uno dei due corpi è stato ritrovato nel bacino di eliminazione di Trissino, quindi possiamo già parlare di una vittima. Si cerca anche la seconda persona, sperando, ma le speranze ovviamente diminuiscono di ora in ora, sperando di trovare vivo anche la seconda persona. Padre e figlio, ricordiamo, identità ancora per il momento non è accertata, così come l'età. Questo dunque la situazione, ma lo dicevamo, sono tanti i fronti aperti. Noi sul posto abbiamo i nostri inviati, le squadre di inviati, che sono Valentina Visentin e Federico Cibotto, Carlo Inghilleri e Daniele Garbin, Vanessa Banzato e Alessandro Costacurta. Fra poco ci collegheremo con loro per farci raccontare quanto accaduto, e questa dunque è la situazione. Sta rientrando la situazione, anche se i danni sono molto pesanti in gran parte delle zone colpite, lo ricordiamo, la Valle dell'Agno, l'Ovest Vicentino, ma resta in piedi la situazione di Valdagno. Fra poco ci collegheremo, ecco, continuiamo a vedere queste immagini impressionanti delle ultime ore, con l'acqua che invadeva le strade, con i torrenti, con i rii che invadevano le strade. In attesa di collegarci con i nostri primi inviati, dovremo avere fra pochissimo Carlo Inghilleri dalla zona di Trissino, dove è stato trovato il corpo di delle due persone disperse. Vi do ultimi aggiornamenti. Allora, a parte purtroppo la notizia del ritrovamento del corpo privo di vita nel bacino di laminazione di Trissino di uno dei due dispersi, in queste immagini vediamo ad esempio la situazione di qualche ora fa a Valdagno. Allora, chiusa la provinciale 246 al chilometro 28 nel comune di Recoaro Terme tra Bonomini e Facchini a causa di una frana. Le frane soprattutto hanno interessato la zona di Recoaro, e in quella zona si trova Vanessa Banzato. I tecnici di viabilità sono al lavoro per liberare la carreggiata. Parliamo della provinciale 246 al chilometro 28 nel comune di Recoaro Terme, quindi tecnici che sono al lavoro per liberare la carreggiata e riaprire quanto prima, almeno a senso unico. La viabilità a Recoaro, c'è un comunicato del comune che dice non solo strada provinciale appunto chiusa tra Facchini e Bonomini per frana, via Asilo chiusa per frana, strada che porta alla contrada Camonda chiusa per frana, via Vascellari all'Imbocco verso ex Pizzeria D'Anico chiusa per frana, via Zuccante chiusa per frana verso Ecocentro. Il comune di Recoaro Terme invita a prestare particolare attenzione nelle seguenti località interessate da piccoli smottamenti o criticità preesistenti: via Taulotti, via Branchi, via Sigismondi, località Canova, località Sandri, provinciale all'altezza di Bonomini, via a Riposo e contrada Sassetto. Altra zona colpita è quella di Arzignano, con la zona di Restena, anche in questo caso colpita da frane con smottamenti e allagamenti. Pensate che il maltempo, che la bomba d'acqua che ha flagellato le zone, ha portato oltre 100 mm di pioggia in poco tempo su zone che tra lunedì e la giornata di ieri avevano già ricevuto 70-120 mm d'acqua, quindi questo ha causato l'accumulo e
e c'è anche una statistica, insomma dati di accumulo oltre 100 mm in così poco tempo nel tempo diciamo di aprile non trova precedente alla stazione meteo di Valdagno, quindi è una situazione decisamente straordinaria. Lo ricordiamo, c'era stata diramata un'allerta gialla 2 giorni fa e anche ieri. Evidentemente non si pensava fosse così potente la bomba d'acqua che ha colpito la zona. Allora, noi siamo in collegamento, lo vedo, con Carlo Alberto Inghilleri insieme a Daniele Garbin. Si trova, credo, vicino al bacino di eliminazione di Trissino, dove è stato trovato il corpo di uno dei dispersi. Buongiorno Carlo. Sì, esatto. Sì, hai detto bene Nicola, ci troviamo a Trissino, siamo proprio nella zona del bacino di laminazione, lo potete vedere, invito Daniele Garbin che è qui con me a mostrarvi le immagini, e proprio qui è stato ritrovato il corpo di una delle 2 persone disperse. Vi ricordiamo che si tratta di padre e figlio che dalle prime informazioni pare che siano corsi in aiuto ieri sera della Protezione Civile e poi invece sono stati trascinati con la loro auto dalla piena del torrente Agno, proprio nella zona dove purtroppo si è aperta una voragine in via Terraglia, Valdagno, a causa del crollo del ponte dei Nori. Qui sarebbero stati inghiottiti con l'auto dalla voragine e trascinati dalla piena del torrente Agno. Vi ricordiamo che questo è un bacino di laminazione, è una zona utilissima perché qui poi confluiscono le acque, in questo caso del torrente Agno, per impedire che ci siano degli allagamenti. In questo caso purtroppo con le acque, con la forza violenta delle acque, è stato trascinato anche il corpo di una delle 2 vittime. Appunto si tratterebbe di padre e figlio. Dalle 2 di questa notte i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni per cercare i corpi dei due dispersi e stamattina verso le 9:20 sono cominciate le operazioni di recupero, perché uno dei 2 corpi, non si sa in questo momento se del padre o del figlio, è stato ritrovato proprio in questo bacino di laminazione a Trissino. Vi ricordo che la zona colpita dal maltempo, quella dell'Ovest Vicentino, in particolare la valle dell'Agno, riguarda a nord Recoaro Terme, più giù Valdagno, dove appunto è avvenuto l'incidente, in questo caso il crollo del ponte e la voragine che ha inghiottito le 2 vittime, e il corpo che è stato ritrovato è stato trascinato dalla forza impetuosa delle acque del torrente Agno giù, scendendo verso Cornedo Vicentino, Brogliano e poi Trissino, dove ci troviamo in questo momento con il sindaco Davide Faccio. Sindaco, lei è accorso qui stamattina appena avuto notizia che è stato ritrovato il corpo. Sì, purtroppo un corpo è stato ritrovato e insomma la situazione non è semplice perché abbiamo tanti problemi di frane, di smottamenti, ma poi quando succedono queste cose ovviamente le frane si sistemano, i ponti si sistemano, purtroppo le vittime no. Le vittime purtroppo non si recuperano le vite. Questo era uno dei 2 dispersi, la forza impetuosa delle acque che ha trascinato questo corpo inerme fino a qui, un lungo viaggio portato dalla forza del torrente Agno. Sì, non so, saranno 10-15 km da dove è avvenuto il fatto, però insomma ieri sera la paura è stata tanta perché io non ho ricordi insomma di aver visto il torrente Agno in queste situazioni e siamo arrivati veramente al limite con queste opere dei bacini che invasano acqua. Figuriamoci se non ci fossero state, quindi insomma sì, servono queste opere e le abbiamo visto, ma qua ad ogni cosa che si fa automaticamente domani mattina arriva un evento che in Tinite sta diventando purtroppo una normalità, e questo ovviamente è l'altro pensiero su cui credo che dobbiamo fare delle riflessioni, perché insomma per fortuna abbiamo avuto quest'opera che ci ha questa volta veramente salvato, però ho visto insomma la forza, l'impetuosità dell'acqua insomma e i livelli soprattutto erano veramente incredibili.
Una cosa mai vista, tanto che a un certo punto ieri sera il comune sulla pagina Facebook ha pubblicato un avviso, ha detto invitiamo tutti i cittadini a restare a casa perché, e a non muovervi perché è veramente pericoloso. Sì, assolutamente, anch'io sono alle prime chiamate, sono uscito, ma ho trovato, insomma, sembrava un'apocalisse, tanto che ho invitato le persone ad andare a casa, a stare a casa. Io stesso vi dico la verità che per qualche momento stavo pensando di ritornare, perché insomma sembrava una cosa che in vita mia non ho mai visto, insomma, delle precipitazioni di acqua da tutte le parti, 20 centimetri di grandine, che quindi ovviamente avevano chiuso tutte le vie di sfogo dell'acqua, quindi probabilmente anche questo ha ulteriormente aggravato, perché ripeto c'erano 20 centimetri, sembrava avesse nevicato. Inizialmente pensavamo di mandare fuori gli operatori della neve per tirar via le grandine dalle strade. Capite che insomma la situazione non è stata assolutamente facile, concentrata tutti un'ora e mezza, 2 ore, non lo so, e credo che tutte le situazioni più sfavorevoli le abbiamo beccate tutte. Abbiamo molti danni, perché questo è chiaro, inevitabile, e un po' alla volta adesso stiamo cercando di andare intanto a liberare le strade dove abbiamo delle famiglie isolate, piano piano le stiamo andando a liberare, dando ovviamente priorità a quelle. Abbiamo delle vie di comunicazione che vanno soprattutto dalla frazione di Selva, che sono completamente franate, chiuse, e quindi insomma adesso un po' alla volta daremo delle priorità, cercheremo insomma di arrivare a persone, quantomeno insomma per portarle fuori di casa, perché hanno fortunatamente, ma non mi verrebbe neanche a dire, per il momento sembra che almeno le abitazioni non siano interessate da particolari fenomeni. Abbiamo avuto tanti allegamenti, quello sì, in parecchie zone del paese, tutta una serie di reti minori, di vagli, di ruscelli che sono usciti, hanno invaso scantinati, hanno invaso ovviamente le case, che purtroppo insomma sappiamo quando succedono queste cose cosa succede. Adesso con la protezione civile, un po' alle volte i vigili del fuoco, che peraltro ringrazio, insomma stiamo cercando di pulire e di asciugare, però ripeto, il problema più grosso insomma è stato sotto i torrenti, l'Agno, ma anche l'Arbega. Ho dei video delle situazioni che, ripeto, mai viste. Un disastro che purtroppo c'è stato, fa pensare, come ha detto lei, il fatto che ormai ci stiamo abituando a questi disastri, cioè bombe d'acqua, come si dice, nubifragi, quantità d'acqua incredibili che cadono in pochi minuti, però che creano dei danni immensi, che lasciano la cicatrice. Ecco, da questo punto di vista bisogna probabilmente anche guardare avanti. Già avanti abbiamo guardato, perché sono stati realizzati questi bacini di laminazione che, come ha detto lei, sono stati utilissimi, però probabilmente molto resta ancora da fare. Assolutamente sì, noi avevamo avuto in passato anche tante zone che erano soggette ad allagamenti per precipitazioni ben minori. Ieri, per fortuna, erano completamente asciutte, abbiamo fatto 4-5 scolmatori, quindi significa che alcune opere che abbiamo fatto hanno funzionato. Certo è che soprattutto nella zona collinare ha fatto una quantità d'acqua che non è questione di dimensionamento di un tubo, credo che quest'acqua per tenere dentro, francamente, per quello che ho visto io con i miei occhi, non ci sia tanto da dimensionare, cioè, è impossibile, è veramente impossibile, è questo che lascia un po' sgomenti e inermi rispetto a quello che ho visto con i miei occhi, perché erano cascate di acqua, quindi non è che dici c'è un tubo che è piccolo, che è sì, per carità, saranno successe anche queste cose, ma rispetto alla quantità d'acqua che è scesa, vi assicuro che insomma non c'è tubo, non c'è valle che tenga. Qui tutte le colline nostre erano tutte completamente una valle impietosa che scendeva l'acqua. Allora, adesso bisogna fare un ragionamento a livello sicuramente sovracomunale, dovrete incontrarvi tra sindaci, dovrete parlare con la regione, bisognerà fare un ragionamento anche a livello nazionale. Assolutamente sì, e permettetemi, a partire da la pulizia di questi maledetti alberi, abbiamo sassi, terra, piante, e ogni volta che qui si vuole pulire un argine non si può, perché serve questa autorizzazione, serve quest'altra,
Io capisco che insomma la salvaguardia dell'ambiente è una cosa importante, però se devo salvaguardare l'ambiente per poi creare questi disastri, qualche domanda me la devo porre se sto salvaguardando veramente l'ambiente oppure sono solo filosofie, perché qui purtroppo stiamo facendo tanta filosofia ma poca pratica. Noi l'Arpeca per fortuna un mese fa abbiamo pulito 3-4 chilometri di alveo completamente, ma non le dico che difficoltà. E qui tutti vogliono dire la sua, ma la pianta, ma questo, ma l'altro, sì, ok. E poi quando succedono questi fenomeni cosa facciamo? Ok, andiamo da quei signori che si impuntano e fanno ogni volta polemica su tutto. Io mi sono preso la responsabilità, ho fatto tagliare, ma ho salvato tante abitazioni, perché se guardate alle mie spalle ho 3-4 chilometri di alveo che sono completamente puliti. Ma qualcuno mi dice, ma bisogna stare attenti perché poi ci sono le varie autorità. Sì, tutto vero, però poi quando piove e succedono questi disastri, a chi lo andiamo a dire? Qui bisogna smettere di fare filosofia, bisogna fare un po' più di pratica. Carlo? Bene. Sì, allora, Nicola. Carlo, io ti libero un attimo. Dimmi. Perché devo andare a Valdagno da Valentina Visentin, dove tutto è iniziato. Mi confermi dunque che padre e figlio erano andati in aiuto alla protezione civile, è così? Così sembra, pare che fossero andati in aiuto alla protezione civile, come avete sentito il sindaco di Trissino, Davide Faccio, però le indicazioni che venivano date erano di rimanere chiusi in casa, di non muoversi proprio per la pericolosità di andare in giro. Purtroppo un Ti chiedo pericolo una cortesia, che in questo Carlo, caso si se è puoi chiedere al sindaco, drammatico. Se puoi chiedere al sindaco se sa dirci un'età delle persone e chi hanno trovato, se il padre o il figlio, se ha questa informazione. No, gliel'ho chiesto prima che ci collegassimo, non sanno l'età del corpo che è stato trovato e quindi in questo momento non sanno, lo stanno recuperando e lo stanno anche identificando, per cui in questo momento non si sa neanche a chi appartenga questo corpo. Va bene, allora grazie Carlo, ti libero e andiamo. Allora io direi che per il momento qui da Trissino è tutto, vi restituiamo la linea, poi noi ci muoviamo, qui siamo in un'area abbastanza marginale rispetto al paese, dobbiamo poi rientrare, andiamo a Trissino a vedere quali sono le zone più colpite, magari adesso ce le facciamo dire anche dal sindaco. Vi ringrazio e passo la linea allo studio. Va bene, grazie a Carlo Inghilleri. Allora andiamo da Valentina Visentin. Intanto saluto e ringrazio il generale Giancarlo Iannicelli collegato in video. Ci darà fra poco qualche indicazione anche su cosa è accaduto a livello meteorologico. Valentina Visentin, il dramma, la tragedia è iniziata lì a Valdagno. Trovato appunto il corpo a Trissino, abbiamo appena sentito Carlo Inghilleri. Allora raccontaci Valentina Visentin con Federico Cibotto. E a parlare più che le parole sono le immagini, come potete vedere dall'inquadratura che sta facendo in questo momento Federico Cibotto. È impressionante quello che rimane del ponte Nori qui a Valdagno, dove ieri sera appunto è avvenuta la tragedia con l'auto con a bordo padre e figlio che è precipitata nelle acque del torrente. Il ponte è ceduto all'improvviso sotto il peso dell'acqua e la pioggia, 100 mm caduti solo ieri sera e a cui vanno aggiunti ovviamente le piogge dei giorni precedenti. Il ponte è crollato portando con sé dunque quest'auto. Sembra che appunto padre e figlio fossero di rientro dalla loro azienda, dove erano andati a fare delle verifiche proprio per capire la situazione del maltempo, e si siano fermati a dare una mano alla protezione civile. Tra le altre cose, l'auto che precipita nell'acqua potrebbe essere stata ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza puntate proprio in questo punto della strada. Come dicevamo, il comune di Valdagno è quello più colpito da questa ondata di maltempo. Ci sono 8 frane nel territorio, una famiglia è stata evacuata perché la frana lambisce la loro abitazione. Ovviamente ci sono numerosi scantinati e allagati. Qui con me, tra le altre cose, c'è un cittadino di Valdagno che ieri sera è passato sopra il ponte, pensate, alle 8, alle 20, il ponte è crollato alle 20:07. Adesso ci racconta lui stesso cosa ha vissuto ieri sera. Buongiorno. Buongiorno. Lei ieri sera è passato qui pochi minuti prima? Alle 8 circa, alle 8:07 è venuto giù. Era a casa in quel momento? No, ero andato a prendere la moglie a Novale e stavamo tornando, poi sono andato in casa. E a
Ha sentito poi cosa? Seduto sul divano ho sentito tremare, pensavo fosse un terremoto, in realtà invece era il ponte che era venuto giù, ma me ne sono reso conto dopo 10 minuti perché sono uscito in terrazzo a vedere. Senta, siete anche senza acqua perché nel ponte c'erano delle condutture dell'acqua che porta l'acqua potabile nelle abitazioni, adesso queste abitazioni sono senza Siamo acqua. senza acqua da ieri sera, da quando è crollato. Adesso hanno detto che dovrebbero ripristinare, vediamo quando. Ma quello lì è il male minore, più che altro è il conto delle perdite umane che conta. Voi non sapete ancora chi siano queste persone? Sappiamo solo che era un'auto, che erano in due, però dopo non so altro. A Valdagno mai prima di adesso c'era stata una cosa del genere? Memoria mia no. Sono un po' vecchiotto, ma non è che fino a quel punto lì, però so che anni 20 c'è stato qualcosa. Per capire, qui mi diceva di solito c'è un laghetto perché la C'è diga... un laghetto perché lì c'è una centrale idroelettrica e lì hanno uno sbarramento per far funzionare tutto il meccanismo e qui praticamente è un laghetto ma molto tranquillo. Quindi la potenza che noi vediamo adesso è una cosa mai vista? No, adesso come adesso no, infatti quando c'è troppa piena loro lo aprono lo sbarramento per permettere all'acqua di uscire. E questo ponte, dicevamo, è degli anni 50 più o meno. Allora sì, da quello che risulta a me sì. Qualcuno dice che anche prima, però a me risulta anni 50. A memoria comunque dicevamo mai, neanche nel 2010. No, nel 2010 non è capitato assolutamente niente, i problemi sono stati in giù, qua da noi no. Grazie mille. Prego. Niente. Avete sentito le parole di questo residente, è passato qui 7 minuti prima del crollo del ponte e quindi poi ha sentito questo boato, questo rumore molto forte del ponte che è ceduto all'improvviso portando con sé l'auto con padre e figlio. Queste sono le situazioni di aggiornamenti. Il sindaco di Valdagno ovviamente si trova nella sede della Protezione Civile, sta monitorando la statistica e la stabilità degli altri ponti sul Lagno qui a Valdagno. Per il momento sono in corso le verifiche, adesso sono in grado di dirvi quali sono i ponti: Ponte Renato, Ponte della Libertà, Ponte della Concordia, il Ponte della Vittoria, il Ponte Zona Industriale di Piana. Qui sono programmate per tutta la giornata delle ispezioni e delle verifiche per capirne appunto la staticità e la stabilità e quindi sono state ad intermittenza chiusi al transito veicolare queste zone. Ci sono numerosi allagamenti nelle abitazioni, i vigili del fuoco sono al lavoro ininterrottamente da questa notte con la squadra fluviale alluvionale, i volontari, i vigili del fuoco di Vicenza e di Padova con i droni che hanno permesso appunto anche l'individuazione dell'auto di padre e figlio, e poi ovviamente ci sono i vigili del fuoco volontari di Tiene Schio e gli uomini della Protezione Civile che stanno dando una mano nelle abitazioni che hanno subito i danni e gli allagamenti. E ovviamente poi ci sposteremo anche per vedere una delle frane che è la frana di via Murri, che ha interessato, che sta lambendo un'abitazione e quindi in via precauzionale la famiglia che vive all'interno di questa casa è stata evacuata. Quindi noi con il collega Federico Cibotto adesso ci spostiamo da qui e raggiungiamo il sindaco nella sede della Protezione Civile, poi più tardi faremo il punto anche della situazione, anche per dare delle informazioni utili sulla viabilità di questa zona. Per il momento da Valdagno è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentino. Alle 12 peraltro è prevista una conferenza stampa dalla sala della Protezione Civile regionale di Marghera con il governatore Luca Zaia. Allora, fra pochissimo andiamo da Vanessa Banzato, Recuaro Terme, abbiamo parlato di frane e quella è la zona più interessata. Intanto saluto e ringrazio il generale Giancarlo Iannicelli. Buongiorno generale. Buongiorno a tutti voi. Allora, volevamo capire con lei se ci può dire esattamente cosa è accaduto in queste ore nel Vicentino. Era prevista una situazione del genere? Ma in genere ha colpito tutto il nord-ovest della nostra penisola, una depressione a cui era associato un sistema perturbato, anzi più di uno, che in questi ultimi giorni in modo quasi continuo ha colpito soprattutto, ripeto, la parte occidentale. Le piogge, come già dicevate nel servizio, sono state abbondanti. Aprile non è un mese particolarmente piovoso, però in 2 o 3 giorni ha fatto ben più della pioggia che normalmente cade in tutto il mese, si parla di 130-140 millimetri. E in questo caso non si è trattato tanto di bombe d'acqua,
ma di pioggia continua con qualche intervallo, quindi a pioggia si è sommata altra pioggia fino a che il terreno non l'ha sopportato più. Poi in questo, diciamo, frangente di brutto tempo ha colpito per la nostra regione soprattutto il Vicentino, che è zona ad ovest, Verona che è più a ovest è stata colpita già meno, però ripeto ci sono anche fatti, come dire, locali che provocano questi, il trattamento un po' del territorio particolarmente fragile. D'altronde tutte le opere sono state fatte basandosi su parametri diciamo, del clima passato. Quando si voleva tombinare un fosso si è tombinato perché le piogge sono queste, non dà problema, ma le piogge sono cambiate, sono aumentate tantissimo ed ecco qui che probabilmente risente tutto il territorio. Ripeto, la pioggia è stata molto abbondante, rimane un po' di instabilità, ecco questo è il fatto positivo, un po' di instabilità soprattutto sulla parte occidentale, a Verona per dire più di Vicenza, quindi si prevede una Pasqua e Pasquetta anche piovosa sulla zona del Veronese, anche se con intervalli. Diciamo già meglio a Vicenza, questo è il fatto positivo, dovrebbe migliorare in modo evidente sia oggi, domani e Pasquetta, quindi c'è un miglioramento, anche se rimane questo afflusso di aria umida anche più mite, che provocherà ancora qualche precipitazione, quindi usufruiremo di un intervallo buono di questo periodo pasquale. Ripeto, in modo particolare, ecco, Treviso già possiamo dare che addirittura ci sarà il sole, se non splendente, insomma vedremo il sole sia per Pasqua che per Pasquetta. Poi la prossima settimana purtroppo questo flusso umido continua, si riattiverà e provocherà ancora qualche precipitazione, quindi la situazione in movimento è di instabilità. Non è il tempo di aprile, quasi insomma si sta pro tempo di marzo, quindi con questa variabilità a tratti con di tempo perturbato, è perturbato anche te, però è la quantità, ecco, ripeto, in questo momento di ondato tempo è la pioggia continua, quindi che in qualche modo può essere anche più pericolosa per quanto riguarda guai al territorio, di territorio che si gonfia, di terreno che si gonfia di acqua fino a non sopportarlo più, e quindi abbiamo questi smottamenti e poi praticamente i ponti naturalmente del crollo, ma questi sono fatti insomma da approfondire. Va bene, grazie allora, grazie al generale Giancarlo Iannicelli, grazie davvero, la libero perché so che insomma l'ho presa così un po' al volo, ma d'altronde ci serviva avere una voce che ci dicesse un po' cosa era accaduto e cosa potrebbe accadere. Grazie davvero al generale Iannicelli, andiamo subito da Vanessa Banzato a Recoaro Terme, qui la situazione problematica riguarda le frane soprattutto. Vanessa. Sì, buongiorno Nicola. Infatti le frane soprattutto, vedete quella grossa frana che si è verificata proprio ieri attorno alle 18:30, nel momento in cui è scesa una vera e propria bomba d'acqua proprio qui nel comune di Recoaro. Quella frana però c'è da dire che è attaccata all'asilo nido e alla scuola materna ed è lungo la strada che porta al cimitero. La strada è rimasta bloccata per tutta la notte, con me il consigliere comunale di Recoaro Terme Antonello Tomasi. Lei diceva una cosa del genere a Recoaro si è vista gran poco, quasi mai. Sì, in effetti è stata una vera e propria bomba d'acqua dalle 18:30, 19:30, più o meno un'ora, e quindi si è aggiunta già l'acqua che dei giorni precedenti ci ha procurato tantissimi guai nel nostro territorio. Tra l'altro ecco, al lavoro non possiamo ovviamente fermarlo, c'è questo tecnico comunale che sta cercando di liberare la strada, anche perché, consigliere, per tutta la notte le famiglie che si trovano dall'altra parte della frana sono rimaste bloccate, loro non hanno potuto muoversi, non hanno potuto raggiungere il centro del paese. Sì, in effetti ci sono 7 famiglie oltre a quella frana che è caduta, quindi hanno passato la notte un po' isolati, diciamo, però sempre sorvegliati dai nostri servizi di protezione civile. Attenzione, adesso viene data alla scuola.
Sì, l'attenzione a scuola, in effetti abbiamo la scuola del centro, la scuola materna del centro e anche l'asilo nido del nostro paese, e quindi noi contiamo che le lezioni che riprenderanno mercoledì, mi sembra, possono riprendere regolarmente come previsto. Sì, ma la situazione com'è oggi? Ma oggi stiamo liberando la strada, stiamo monitorando anche eventualmente altre criticità intorno alla scuola stessa, e poi faremo una verifica ulteriore di tutto questo, però l'entrata della scuola, l'accesso alla scuola è garantito sicuramente. Certo è che questa cosa, ancora una volta, tra l'altro Nicola, abbiamo sentito anche poco fa il generale Iannicelli che lo sottolineava nuovamente, il discorso della fragilità del nostro territorio. Sì, in effetti noi abbiamo un territorio vasto con tante criticità, abbiamo strade 240 km di strade comunali solo nel nostro paese di Recoaro Terme, quindi sicuramente quando abbiamo a che fare con questi eventi atmosferici ci troviamo in situazioni molto critiche. Tra l'altro lei, fuori dai microfoni, ci diceva che una signora ha rischiato grosso ieri sera. Beh, diciamo che una signora ha parcheggiato la macchina in prossimità del cimitero, del parcheggio del cimitero, e quando è scesa dalla macchina poco dopo è stata sicuramente ha visto proprio la frana che scendeva. Comunque alla signora non è successo niente, solo un po' di panico, penso. Certo è che questi episodi però preoccupano. Sì, preoccupano, sì, perché abbiamo bisogno di fare più manutenzione del territorio. Invitiamo anche gli abitanti stessi, i residenti del posto, per quanto possibile, oltre alle manutenzioni che fa il comune, la provincia e via dicendo, che anche loro diano la loro disposizione, la loro attenzione agli scoli dell'acqua, anche vicino alle proprie abitazioni, alle cavitoie, ai tombini stessi. Quindi una piccola manutenzione che può fare sicuramente il singolo cittadino aiuta sicuramente a mantenere il territorio. Questa frana preoccupa parecchio. Lei diceva non è l'unica frana che si è presentata, in effetti poi Nicola andremo a recuperare il sindaco che al momento è in riunione via call con il prefetto di Vicenza per cercare di capire appunto come muoversi per tutelare al massimo il territorio e mettere in sicurezza i punti più a rischio di Recoaro. Ci sposteremo lungo la provinciale che è stata chiusa, la provinciale consigliere Recoaro Valdagno, chiusa anche in questo caso per smottamenti di terreno importanti. Sì, anche sulla provinciale che porta a Recoaro Valdagno abbiamo dei pendii moscoscesi, anche lì capita molto spesso degli smottamenti, delle questioni proprio franose lungo la strada, e quindi alle volte che poi dopo richiedono interventi che non sono così facili da fare. Certo. La provincia interessata, e vedremo poi di sentire anche il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin. Per il momento da Recoaro è tutto, poi resteremo a Recoaro e ti richiederò nuovamente la linea, Nicola. Grazie a Vanessa Banzato con Alessandro Costa Curta da Recoaro Terme. Quindi questo è un po' il quadro della situazione. Abbiamo visto Carlo Alberto Inghilleri in apertura al bacino di laminazione di Trissino, laddove è stato trovato il corpo di una delle due persone disperse da ieri sera. Lo ricordiamo, rivediamo le immagini dell'auto inghiottita, le immagini del Ponte dei Nori a Valdagno, con l'auto inghiottita dalla strada collassata sotto l'impeto del torrente del fiume Agno che passava lì sotto in piena, e quindi l'auto che è stata trascinata via, e il corpo è stato trovato intorno alle 9, circa poco prima delle 9, nel bacino di eliminazione di Trissino. Si cerca la seconda persona sperando che sia ancora viva, padre e figlio. Lo ricordiamo che quanto diceva Carlo Inghilleri e confermato anche da Valentina Visentina, erano in aiuto alla protezione civile. Rivedo Carlo Inghilleri in diretta, torniamo a Trissino allora.
Allora, attenzione Nicola, abbiamo un'anteprima assoluta, abbiamo le identità dei 2 dispersi e purtroppo anche del corpo che è stato ritrovato. Sono finite appunto le operazioni di recupero di uno dei 2 dispersi. Qui dove ci troviamo, in questo momento Daniele Garbin vi sta mostrando proprio il bacino di laminazione di Trissino. Si tratta di Nardin Leone Francesco, nato a Schio il 17 settembre 1960, quindi stiamo parlando di un 65enne. E l'altro disperso, le cui ricerche sono ancora in corso, è il figlio di Nardin Francesco, è il figlio, scusate, di Nardin Leone, e si chiama Francesco, è nato a Valdagno nel 1991. È stata ritrovata anche l'auto, una Fiat Ulisse, su cui i 2 si stavano muovendo, come pare, come arrivano anche le conferme, probabilmente per andare in aiuto della protezione civile e dei soccorsi. Dalle prime notizie pare che i 2 appunto si stessero recando in comune per portare la propria opera di volontariato, quindi purtroppo dopo che avevano avuto le prime notizie degli allagamenti, a un certo punto hanno deciso di offrirsi volontari, di passare all'opera, come fanno anche tanti veneti, ed è una cosa che contraddistingue il popolo veneto, quello di sapersi rimboccare le maniche e di saper anche prestare la propria opera, il proprio aiuto per gli altri, per la comunità. Purtroppo però questo gesto di altruismo è costato caro a Nardin Leone e Francesco, perché sono stati inghiottiti dalla voragine che si è aperta sul ponte a Valdagno e uno dei 2 corpi, appunto, allora, Carlo, quello del padre, del 65enne Leone Nardin, è stato ritrovato qui nel bacino di laminazione di Trissino. Allora, per essere precisi, mi confermi, la vittima si chiama Leone Nardin di Schio e quindi ha 65 anni, 1960. Sì. Si cerca il figlio Francesco di 24 anni a questo punto, sì. Francesco Nardin, ed erano sulla Fiat Ulisse, quindi Leone Nardin è il corpo trovato. Esattamente. Perfetto, grazie mille, grazie, importantissimo questo tuo aggiornamento. Ci risulta. Grazie. Allora adesso andiamo in pubblicità velocemente, poi torniamo in diretta.